Un interessante convegno oggi qui presso la Fondazione Sciascia di Racalmuto dal tema di grande interesse e di attualità, il tormento del giudicare, dal contesto al referendum, con relatori qualificati dibatteranno appunto in merito. Sì, noi continuiamo ancora con le iniziative della Fondazione Leonardo Sciascia e il tema che si tratta oggi è un tema che era molto caro allo scrittore Leonardo Sciascia, quindi il tema del giudicare, della difficoltà a volte di giudicare, e quale momento più opportuno quello di farlo in questo momento in cui il dibattito sul referendum è un dibattito che ancora lascia perplesse le persone che non sanno in maniera chiara e netta cosa dovranno votare il giorno 12, e quindi oggi cercheremo di approfondire ragionando da un punto di vista dei giudizi, ma non indicando nessuna modalità di votazione, e cercando di capire ancora di più il ragionamento sulla giustizia attraverso l'insegnamento che Leonardo Sciascia nei suoi scritti ci ha dato e ci consente ancora oggi di metterlo in prima posizione. Un'iniziativa sicuramente interessante qui alla Fondazione Sciascia, a cui voi come Ordine degli Avvocati date il vostro fattivo contributo. Esattamente, proprio così, abbiamo accolto veramente con entusiasmo l'invito della Fondazione Sciascia a questo incontro dibattito di questa sera, che avrà come fulcro centrale i temi referendari e il tormento del giudicare. Il nostro apporto vuole rappresentare l'impegno dell'avvocatura istituzionale, soprattutto in questo momento ed in relazione ai temi referendari, per sottolineare soprattutto due aspetti: l'importanza dello strumento del referendum come modo di partecipazione diretta alla democrazia, e quindi di possibilità che i cittadini devono certamente cogliere, di poter dire la loro su delle tematiche sul quale è assolutamente opportuno che la cittadinanza si pronunci, poiché non sono delle tematiche, come da tanta parte si sente, tecniche che non possono essere demandate al cittadino, ma proprio perché legate alla vita di ciascuno e alla tutela dei diritti di ciascuno, è quanto mai opportuno che si senta il bisogno di partecipare attivamente a questa fase referendaria. Quello che l'avvocatura inoltre vuole sottolineare è l'importanza dei temi, soprattutto di quelli legati alla giustizia, perché sono fortemente ancorati a dei principi costituzionali, quello del giusto processo, dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, legislativo e giudiziario in particolare, del principio della innocenza fino alla condanna definitiva, tutte tematiche su cui l'avvocatura da sempre si batte, ma non con lo spirito corporativo o contro qualcuno, ma a tutela dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione e dei diritti dei cittadini. Un interessante convegno qui proprio nella casa di Sciascia, nel paese di Sciascia, presso la Fondazione, su tematiche importanti, molto care allo stesso Sciascia, che ci condurrà al voto di domenica sul referendum. Ma siamo nel posto giusto, nel paese di Sciascia, nel contesto nel quale egli rifletteva e scriveva, e questo contesto ci può aiutare a guardare all'attualità, alla battaglia politica di questi ultimi giorni, alle discussioni accese, a volte un po' troppo condizionate dagli umori che si registrano attorno alla giustizia. C'è bisogno di una riflessione un po' più alta di quella che gli umori o le emozioni creano, e quindi questo è il luogo giusto. Ecco, a Racalmuto oggi per discutere su tematiche importanti molto care a Sciascia. Sì, Sciascia in tutti i suoi romanzi, in tutti i suoi scritti ha affrontato il tema della giustizia come un tema centrale di tutta la sua tematica, sia di letteratura sia di saggistica. Questo perché Sciascia amava molto la verità, amava molto la giustizia, e per questo le sue posizioni erano posizioni fortemente critiche talvolta, proprio perché quando si ama qualcosa talvolta per proteggerla occorre modificarla, cambiarla, migliorarla in meglio. È quello che in qualche modo cerchiamo di fare attualmente con il referendum sulla giustizia, che il Parlamento non è riuscito a modificare in meglio, e dunque noi diamo voce ai cittadini perché possano
avvicinare il mondo della giustizia ai problemi concreti di tutti noi.